Va ora in onda Spazio Più. Viva la cartolina! Sessant'anni, piglio po' culo a tutto quanto. Guarda, meno male. Scopo più di un ventenne. La pensione. Ragazzi, Leone di Lernia, 60 anni, e iniziamo con Leone di Lernia perché oggi c'è il conduttore, il presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti che fa 67 anni. Auguri Mimmo. Grazie. È il momento della pensione. Meno La male. pensione. Non pensavo di arrivarci. E meno male che appunto comunque sia la canzone di Lernia, chi ha avuto modo di ascoltarla in diretta, è quello che dice proprio Mimmo Magneta. Chi ha avuto modo di ascoltarla in diretta è bene, perché se no invece, guarda, se chi si riguarderà la trasmissione ci sarà quel buco vuoto. Vabbè, gliela cantiamo noi, no? 60 anni. Piglio un po' culo a tutto quanto. Vabbè, dai. Buon pomeriggio. Vabbè, auguri buon Mimmo. ascolto. Allora, se volete chiamare, carissime signore all'ascolto, perché a voi Mimmo piace, 0292947222, ripeto 0292947222, e per le più timidose 340 670 9659. Facciamo gli auguri a Mimmo Magnetta, 67 anni. È arrivata pure la cartolina dell'INPS. Sì, ma anche, Mimmo non ne vuole sapere di andare in pensione, perlomeno da questo impegno bisettimanale, perché questo è un impegno appunto che non conosce pensione, perché bisogna rappresentare la voce del popolo e in tutte quelle che sono le sue necessità, i suoi bisogni, le sue urla di incazzatura, e lì appunto non ci sta pensione. Insomma, io penso che morirò e ci saranno sempre scassamenti di palle, ci saranno sempre problematiche da denunciare o allarmi da lanciare. Quello che noi facciamo incessantemente da un sacco di anni. Sì, anche perché questi signori della sinistra, dell'Unione Europea, delle banche, che tutto uno, è tutto lo stesso sistema, non dormono la notte per pensare come fregarci. Noi siamo qua per dare sfogo al vostro populismo. Chi vi parla, il vostro sparacazzate preferito Federico, dall'altra parte del canyon legnoso il nostro mitico Lorenzo in regia. Io e lui ci capiamo subito perché abbiamo la stessa età, e quindi è un secondo, ci si capisce. È più giovane. Sì, abbiamo 23 anni tutti e due. Sì, no? vabbè. Lui 24, io ne ho 23, pensate un po', cari amici a casa. Ok, mi tradisce qualche capello bianco perché io ho l'alopecia androgenetica, allora sembra che ho meno capelli, invece lui ha i capelli di caparezza. Però è una storia che vi racconteremo Ora diamo la volta. parola a chi ci ascolta. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, è tanto che non vi chiamo, Luigi da Firenze. Ciao Luigi.
Sì, una domanda più che altro voi che fate praticamente carceri, guardie, eccetera. Luigi, Io- però attenzione, oggi è il compleanno di Mimmo, se non diamo gli auguri a Mimmo non facciamo per gli ascoltatori, l'abbiamo detto inizio Chiedo trasmissione. scusa, auguri al trentenne e 170 anni più 30, 200 al signor Mimmo. Grazie, grazie Luigi. Quindi Grazie. veramente raddoppiamo il triplo. Non voglio essere polemico, però voglio sapere da voi, Prego. perché oggi, per quanto riguarda il sindacato di polizia, Sì. è in agitazione perché i famosi operatori che stanno lì in Albania hanno albergo pagato, eccetera, eccetera. Se voi andate a vedere la notizia, e vorrei sapere anche dal vostro interlocutore che lei come sottosegretario lì al coso, È il venerdì che ne però, pensa? carissimo, il venerdì lo Però becchi. voglio sapere anche una tua risposta a questo, perché è uno scandalo che lì si dà praticamente albergo, eccetera, e qui, detto da quelli che stanno in prima linea, praticamente non c'hanno neanche il vestiario. Ecco, per me questo è uno scandalo, è una domandina da fare ai vostri politici leghisti, perché a me di questa cosa è da di molto fastidio. E un'altra cosa è chiudo, Luigi, i famosi aspetta, saldi- Luigi, prima di chiudere, fatti dare una risposta su sta prima cosa. Io mi Questa- associo in l'ultima cosa pieno. e chiudo. No, L'ultima cosa e ascoltami, dai, così facciamo un po' un contraddittorio, dai. Botta e risposta. Botta e risposta. Allora, il discorso, per esempio, delle divise, degli anfibi, è un discorso che io ho sollevato più e più volte anche negli anni passati. Tu devi sapere che la trasmissione alle guardie gliel'ho data io, sono 7 passanni che io ho dato la voce agli agenti, alle cosiddette guardie. Chi ha denunciato più volte la mancanza di divise, di approvvigionamenti vari, sono stato io, assieme ad altri ascoltatori, e c'erano anche altri governi. Questa è una tradizione che a me non è solo di oggi, è anche degli anni passati. Io abito praticamente a Firenze e abbiamo Sollicciano. Ci siete da 2 anni, va distrutto e rifatto nuovo. Bravissimo. La domanda è a quelli che praticamente avete lì e sono nella stanza dei bottoni, quando si provvede praticamente a buttarlo giù e a rifarlo, e un'altra cosa e chiudo, quando mettete i soldi per rifare i carceri, perché è inutile che praticamente andiamo lì a portarli eccetera, ci vogliono leggi ma ci vogliono carceri. Se voi non fate questo, io credo praticamente che vi tocca un altro anno, però se non lo fate deludete di molto le persone. Poi a voglia non si dica c'è insicurezza a destra e a sinistra, quelli che delinquono come gli cioè i femminicidio tipo che li commettono gli italiani, e non parlo di indiscriminatorio, però praticamente come sono gli italiani sono gli extracomunitari. Ecco, la domanda è questa: ma quando si provvede a fare qualcosa? Perché noi ancora qui stiamo ascoltando, Sollicciano va buttato, va raso al suolo. Ecco, la domandina è questa. Luigi, grazie, ascolto per radio. Grazie Luigi, non grazie, solo Luigi. Sollicciano, ce ne sono una marea da radere al suolo, però per la prima volta dopo 11 anni sono stati messi 160 milioni più alti, No, di più, 200 rotti. 200 e passa il primo. È stato nominato un commissario, perché altrimenti se in Italia non nomini un commissario per un'opera pubblica, tradizione che ha iniziato Danilo Toninelli, che è un carissimo amico di Mimmo Magnetta. Danilo Toninelli, ci sono molte foto a testimoniarle, perché sono figli di ambulanti tutti e due. Anche Brunetta, anche lui era. Salutiamo Danilo Toninelli perché è un amico dei professionisti imprenditori uniti, e come Mimmo testimonia, se non metti il commissario, appunto, come Danilo fece quando era ministro delle infrastrutture, l'opera non va avanti. In Italia non succede mai niente. Quindi Ma noi ci associamo in pieno. Grazie Luigi. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? E ha messo giù. È cascato Vabbè. Comunque, richiamati. costruire un carcere in questo paese sembra quasi impossibile. Comunque ti una invito. volta ne costruivano tanti. Io mi ricordo I che una carceri volta c'erano i d'oro. carceri d'oro, che poi Però sono quelli che oggi stanno crollando. Posso dire a Luigi a cuore aperto, chiama il venerdì che abbiamo tutti, che abbiamo Antonio Fellone, abbiamo tutto il plenum del sindacato delle guardie carceri, che possono risponderti molto meglio di come ti rispondiamo io e Mimmo attualmente. Certo. Quindi noi ringraziamo Luigi, perché per avere sicurezza bisogna investire sulla sicurezza, cosa che purtroppo per più di 11 anni in questo paese non è stato fatto, e quindi noi ringraziamo Luigi, anche perché dice una cosa che pensano tutti gli elettori: se tu non passi dalle parole ai fatti, poi la gente si allontana dalla politica. Certo. Cioè, le osservazioni sono molto intelligenti,
sul pezzo, quindi facciamo i complimenti a Luigi, lo invitiamo in questo caso però a intervenire il venerdì. A proposito di gente armata con le pistole, brutte cose che accadono, volevamo dare la nostra solidarietà alla gente della polizia ferroviaria di Verona che si è trovato purtroppo davanti a un maliano, cioè un signore di origine africana, immigrato nel nostro paese, per cui addirittura il vescovo di Verona ha fatto una veglia, che all'improvviso non si sa perché si è svegliato male una mattina, andava in giro con un coltello, ha cercato di attaccare una pattuglia della polizia locale di Verona, che hanno chiamato in soccorso la polizia ferroviaria, e questo ragazzo si è trovato a dover utilizzare la pistola per non essere accoltellato. E non solo, ovviamente è una tragedia, ha rischiato la vita, si trova addirittura indagato per aver usato l'arma di ordinanza per evitare che lui e i suoi colleghi venissero accoltellati da una persona che era completamente fuori di testa. In un mondo meraviglioso tutto questo non dovrebbe mai accadere. Tuttavia questo signore qua ora è costretto, questo agente di polizia, a pagarsi di tasca propria l'avvocato, perché è indagato per uscire e non verrà quasi mai rimborsato, anche perché finché il disegno di legge sulla sicurezza non diventa legge dello Stato, non è previsto nessun rimborso. Quindi noi siamo vicini a questo lavoratore con la divisa, ma è un lavoratore, perché semplicemente ha deciso che di restare vivo lui e non questo signore che si è svegliato male e girava con un coltello nonostante fosse ospite nel nostro paese. E mi ha fatto specie leggere sull'Avvenire di oggi, poi leggeremo l'articolo, quello che ha fatto la diocesi di Verona, ma lo leggeremo dopo. Diamo la voce a noi che siamo l'autostrada del populismo, la rete, la linea ad alta velocità del populismo, ad alta capacità di Radio Libertà. Diamo voce alla nostra gente. Buonasera, chi è e da dove chiama? Sì, buon pomeriggio. Se sono io, sì, tu. Buongiorno, vi do il buongiorno, Maurizio dalla provincia di Milano. Sono rimasto in attesa più di 3 minuti, però poi ho richiamato perché per quanto mi riguarda è un piacere sentirvi. Ci fate veramente molta compagnia anche con il vostro ironismo, ma è un mix di ironismo e realtà, tra virgolette, purtroppo. E sebbene non vi conosco di persona, volevo fare i miei personali auguri a Mimmo. Grazie. Per il suo compleanno. Grazie, io sono Maurizio. un suo quasi coetaneo che ho 2 anni meno di lui, 2 anni barra e mezzo, e volevo dire una cosa, anche se non ci conosciamo di persona, però così sentitamente. Ho sentito una voce un po' bacchiata per l'età che ha. Mimmo, la nostra educazione è quella che ci diamo del lei non conoscendoci, però siamo parte di una stessa situazione radiofonica, e io dal lontano 1997, Radio Padania Libera, faccio i miei personali auguri e dico: questa voce bacchiata non deve esistere. È un merito alla sua persona e a quello che rappresenta e a quello che dice in radio e per quello che è. Le generazioni che verranno, e non è supponenza, devono imparare da noi del 59, in questo caso mio, o del 57. Per cui questo mi sento di dire. Per quanto riguarda i fatti di cronaca, purtroppo qualcuno dal lato opposto del nostro pensiero preferirebbe, e non esito a dirlo, a dare gli ambrogini d'oro a chi con la divisa perde la vita. Ma non penso che questa sia la buona regola. No. Un augurio, buona conduzione, grazie per la compagnia che ci fate, grazie per quello che dite. Grazie Maurizio, grazie, gentilissimo. Però la mia voce non era bacchiata per niente, ma è stata colpa di quei 4 bicchieri di vino rosso barbaresco che mi sono scolato prima di venire qua. Perché Mimmo è un ragazzino, ci fare la firma per arrivare a 67 anni come Mimmo. Vabbè. Prima scavalcavo i banconi da fermo, ora ci striscio attorno. Insomma, vabbè. Lo chiamavano il lombrico. Comunque, grazie Maurizio, e continua ad ascoltarci, perché noi di cose da dire, ahimè, ne abbiamo, ahimè, di cose da dire, quando dico di cose gravi, ne abbiamo sempre tante, non ce ne mancano mai. Infatti, dicevo, noi, almeno io personalmente sono qua da più di 21 anni e penso che potrò restarci, potrei rimanerci per altri 100 anni, ma di cose appunto di cui lamentarci attraverso questo splendido strumento che è la radio
sempre ne avremo, sempre ce ne saranno. Speriamo che appunto però con la nuova conduzione politica che abbiamo in Italia le cose un poco alla volta migliorino, insomma, e se ce lo fanno fare, perché quando appunto si fanno le cose poi intervengono poteri esterni, anzi noi stessi, poteri che formano lo stesso paese che noi, le stesse istituzioni del paese che appunto in cui noi viviamo, però dicono il contrario, insomma. Tanti, la sinistra per esempio sta battendo molto il chiodo sul fatto che appunto siano stati spesi soldi inutili per costruire questi posti dove accogliere gli stranieri E loro preferivano Albania. spendere in accoglienza. Infatti... No, preferivano spendere in tavolini con le rotelle. Sì, qua sì, in Italia ne siamo pieni di queste cose. A cui hanno chiesto un anticipo ai dipendenti della scuola, perché noi noi difendiamo i lavoratori, ascoltiamo i lavoratori, davvero di tutti i tipi ci contattano. Abbiamo sentito delle bidelle precarie che ci hanno spiegato che il governo non aveva la liquidità, quindi ha detratto dai loro stipendi 200 euro per pagare i famosi banchi a rotelle che non sono mai arrivati a destinazione. Ecco, poi ci si lamenta che il governo chiede in anticipo alle povere banche e forse glielo restituisce, forse no. Io ho capito che invece non verrà restituito, però capito, il governo di destra chiede l'anticipo alle banche, il governo di sinistra chiedeva l'anticipo ai bidelli, perché i bidelli sono il nemico da battere, cari compagni. C'è una categoria che impedisce la rivoluzione e quella gli ambulanti, ma dopo gli ambulanti c'è un'altra categoria e sono i bidelli. Allora mo faccio come quello che si mette sempre dietro i politici in televisione con la penna, chiedere, ecco, abbiamo un altro ascoltatore in linea, sentiamolo subito. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Vito di Matera. Ciao Vito. Un poliziotto penitenziario ormai in cielo. La mia vicinanza a quel giovane poliziotto che si è difeso, non solo ha difeso se stesso, ma anche quelli che stavano lì in stazione. Poi il mio dolore per quei 2 carabinieri che sono morti finiti sotto da un'auto pirata a Salerno. Sì. Non so se avete sentito. Sì, qualche mese fa è stata un'enorme tragedia. Una signora di 29 o 30 anni, completamente strafatta, li ha presi in pieno mentre svoltavano a sinistra. Appunto, quelle 2 giovani vite non la riporteranno più tra di noi. Sì. E poi ho sentito giorni fa, mi pare l'altro ieri, dal sindacato SALP della polizia penitenziaria di Matera, una lamentela, la mancata applicazione del 31 bis e del 14 41 bis. No, 14. Sì, hai ragione. Sì. Ma in pratica, quella mancata applicazione consente che i detenuti si fanno forte tanto, non gli succede niente, e quindi i veri detenuti sono le guardie, le vite della polizia penitenziaria, non loro, perché possono fare quello che gli pare, tanto non gli succede niente. Purtroppo è vero, ne parliamo sempre venerdì con il nostro carissimo amico nonché dirigente. Una lancia la voglio spezzare una lancia anche, nei confronti anche dei detenuti, tanto quelli possono fare quello che gli pare, perché tanto sono già carcerati, non è che li possono arrestare una seconda volta. Però far capire in teoria che, come avviene in tutti i paesi normali eccetto l'Italia, che se sei in galera forse un motivo c'è. Ma l'Italia non è proprio un paese normale, ripeto, perché appunto se noi facciamo, se il governo fa qualcosa di buono lo criticano subito, cominciano a lanciare i peggio anatemi. Ma mica solo quello che mi ha scandalizzato, che a livello europeo ho sentito stamattina un'interrogazione per cui la polizia, le forze di polizia italiane sono forse razziste, ma che stiamo a scherzare? In Germania invece questo non è, e nemmeno in Francia, dove se tu appena provi ti ritrovi ricoperto di energumeni, e in Francia fanno paura, altro che in Italia. In Francia vi assicuro che fa paura la polizia. In Francia non c'è mica reato di tortura. Sì. Grazie. Ok, ciao, grazie a te. Mi viene in mente Giorgio Gaber. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Così, il nostro grande Giorgio Gaber, milanese di origini slovene, pensate un po'. Allora, della minoranza slovena in Italia, che ringraziamo perché ha dato grandissime persone. Che non fai sta preciso. No, la minoranza slovena in Italia. Okay. Attenzione, anche i Maldini sono di origini slovene. Pensate un po', Cossutta, grande oratore comunista.
chi ne ha più e anche Walter Veltroni. Anche Walter Veltroni aveva la mamma slovena. Ma abbiamo un'altra chiamata in linea, ci fa segno il nostro Lorenzo della regia, quindi la passiamo subito in questa autostrada del populismo che è questa trasmissione. Buonasera, chi è? Da dove chiama? Ciao ragazzi, dopo tanti anni vi risento. Noi risentiamo te dopo tanti anni. Sono ancora vivo. Pensavate già a mettere la targhetta per strada? Ci ha lasciato. A dire Eterno vero, riposo, Mario, dona loro, Signore. Stavo pensando di scendere a Rieti e venirti a ricercare, perché il fatto di non sentirti più tanto mi aveva un po' impensierito. Sicuramente, visto che è un bellissimo luogo, è molto frequentato da gente che vuole andare in isolamento spirituale. Qui visto che ci stanno i conventi di Greccia, di Poggiobussone, ultimamente è ben frequentato, è venuto San Giuliano, la Boccia. Che bello! Dai frati di Greccio, quindi c'è un via vai. Comunque sono posti incantevoli, oltre che si mangia molto bene, purtroppo rovinati da un'immigrazione selvaggia ultimamente. Vabbè, lasciamo stare, ormai siamo fatti così. Io penso alla uscita che ci hanno avuto quelli là del Consiglio Nazionale d'Europa, ragazzi, che dicono che la polizia italiana è razzista. Ecco, con queste uscite qua loro non si rendono conto in Europa che si faranno odiare sempre di più, e avremo i partiti nazisti che già stanno al 30%, l'avremo al 40%, al 50%, al 60%, perché ha voglia di mettere tutti i cordoni sanitari che vuoi, puoi metterci tutti i cordoni sanitari che vuoi. Poi la gente, veramente, a forza di chiamarlo, che alla fine ci verrà il nazismo, ma per esasperazione. Mario, ti posso dire una cosa? L'altro giorno parlavo con un marocchino a Milano, un marocchino che dice: io sono qua dal 2008, ti posso dire, nel 2008 voilà Milano, voilà, giuro, era un gioiello, bellissima. Non sto scherzando, davvero, mi ha detto: ora è uno schifo. Ma perché non prendete tutta questa gente che è arrivata, la portate su un aereo e la buttate in mare? Non si può più vivere così. Allora, quando vedi che la gente che è arrivata dopo è più schifata di noi, ti cadono le braghe. Il problema è che anche quelli che sono arrivati dopo non ce la fanno più, caro. Ma chi è onesto, qualsiasi colore della pelle abbia, non gliela fa più peggio di noi. E qua mi taccio e ti lascio continuare. No, ma io ho due ultime considerazioni. Purtroppo non è che il mio anticlericalismo, ho già denunciato parecchie volte a questa, la responsabilità enorme che c'ha in questo caso, pensa alla sua influenza, del nostro Papa Ciccio I, il compagno Bergoglio. Ancora parla, domenica ha detto: bisogna tendere una mano ai migranti, bisogna accoglierli tutti. E siccome l'influenza della Chiesa in questi 2000 anni è stata nefasta, ragazzi, è stata nefasta, va bene? Qui purtroppo davanti a queste potenze qui, come una certa cultura cattocomunista, cioè un mix tra cristianesimo e comunismo, che poi, vabbè, qui sarebbe un discorso culturale troppo lungo, sono due ideologie molto affini, va bene, perché le radici culturali sono uguali tra cristianesimo e comunismo. Noi purtroppo siamo condannati a una morte lenta per strozzamento. E poi chiudo dicendo una cosa: ragazzi, ma questi poveri agenti non gli andava dato, mi pare che erano previsto che gli davano il taser a tutti quanti. Ma non tutti, bisogna fare un addestramento per avercelo, e non ci sono tesi aperture. Hai colto il coso. Io penso che sto ragazzo, che ha tutta la solidarietà, anzi, se la radio fa una colletta per pagargli l'avvocato, io partecipo, va bene? A volte è perché vengono mandati per strada delle giovani reclute, magari senza esperienza, ragazzi giovani. Qui ci vuole gente cazzuta, tosta. Lo sai perché gli americani hanno avuto una grande perdita in Vietnam? Perché ci mandavano in prima linea i ragazzi di leva, quelli di 18-19 anni, senza alcuna esperienza di combattimento, e venivano mandati al massacro, e hanno avuto un sacco di perdite contro un nemico sfuggente che non vedevano, che colpiva e fuggiva. E lì è stata la chiave della perdita della guerra, perché gli americani vincevano le battaglie ma hanno perso la guerra proprio per questi motivi. Io porto un esempio, no? Le giovani reclute che venivano mandate al fronte, e poi visto in tanti film del Vietnam, no, su queste cose qui. Così i nostri poliziotti vengono mandati per strada senza un addestramento adeguato,
ragazzi di 19-20 anni che in questi momenti magari di panico, Mario, però io penso che anche se sei addestrato benissimo, quando ti vedi un coltello davanti agli occhi, qualsiasi età, io penso che anche alla tua età avresti reagito così. Poi non lo so, magari se tu ambisci alla santità ti saresti fatto accoltellare anche l'altra guancia. Il problema è che quando finiscono tutte e due le guance da accoltellare, se c'è la faccia da culo come me, porgi anche le chiappe. Poi se non ce l'hai come me la faccia da culo, finisci le guance e reagisci. Tra l'altro il catechismo della Chiesa Cattolica, caro Mario, la Chiesa quella vera, la Chiesa del Papa Pio X, la Chiesa antecedente il concilio, quindi non questo schifo, la Chiesa che anche mio padre, uomo di sinistra, amava, perché c'erano i preti conitalari che seguivano i ragazzi, l'oratorio, era un'altra Chiesa, era la Chiesa dei Don Camillo che si vedono in TV e ci fanno quasi venire la lacrimuccia. Magari anche la Chiesa ratzingeriana. Bravo, quella di bravo, ecco, vedi, quindi non è tutto marcio, purtroppo siamo discussati, poi leggeremo, Mario, però la legittima difesa era prevista anche dal catechismo della Chiesa Cattolica, quella vera, quella di tanti anni fa, che ora chissà come si sono persi, sono diventati addirittura repulsivi. E ti dico, caro Mario, che i primi che si stanno mettendo il cappio al collo sono proprio questi, è proprio questa dirigenza cattolica, tra virgolette cattolica, assolutamente. Sto dicendo una cosa, Bergogliana, lo sai che cos'è? Che è successo un altro fatto grave, però siccome c'erano tutti questi accadimenti nel mondo non c'è stato tempo per parlarne, ma zitto, guardo, il compagno Bergoglio si è garantita la successione. Bravo. Perché si è fatto 21 nuovi cardinali che saranno votanti al prossimo conclave, e quindi metteremo uno più a sinistra di Bergoglio e di Casalini. I prossimi 20 anni la Chiesa è rovinata, le chiese ormai sono svuotate. Vero, la Chiesa in uscita, la famosa Chiesa in uscita, perché la gente se ne scappa. Grazie. 21 cardinali. Lo sappiamo, Mario. Ciao. Grazie. Che causa del suo mal pianga se stesso, tuttavia c'è sempre la provvidenza, e forse qualcuno là dentro ha fatto i conti senza l'oste. Io penso questo. Poi speriamo che ci pensi l'oste, allora. Ecco, sì. Ci perdoni, Domine Dio, per il questa principale, paragone. chiediamo il suo intervento perché non abbiamo più occhi per piangere. Allora, veloce Mimmo, scusami, poi mi chiamano gli ascoltatori, devi fare parlare Mimmo, però caro Mimmo, qua abbiamo un ascoltatore che dice: a Mimmo Magnetta, buon compleanno, salute e buon umore dallo Stefano del Brembo, grazie per la trasmissione e che difendete le nostre belle categorie, quindi non potevo non leggerti e non interromperti. Grazie Stefano, e grazie Federico che mi continui a ricordare questa veneranda età che sono riuscito a raggiungere. E qua abbiamo Semi Varin pure che ci manda, invece ringraziamo Semi perché fa una rassegna stampa monumentale, bellissima, senza nulla togliere chi c'era prima, perché comunque Canarca è una grandissima colonna di questa trasmissione, però Semi la interpreta a modo suo e ci fa piacere che abbiamo l'attenzione sempre di chi fa dei nostri colleghi, ed è una cosa meravigliosa lavorare in rete, avere l'attenzione dei propri colleghi, anche se fai questa trasmissione che è inascoltabile, è uno schifo. E Sammy ci ha mandato questa slide dove c'è appunto un Twitter di Giorgia Meloni che dice: l'ECRI, organo del Consiglio d'Europa, accusa le forze di polizia italiane di razzismo. Le nostre forze dell'ordine sono composte da uomini e donne che ogni giorno lavorano con dedizione e abnegazione per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, senza distinzioni. Meritano rispetto, non simili ingiurie. Grazie Sammy che riporta questo pensiero di Giorgia Meloni e che è il pensiero di tutti noi, assolutamente. Volevo leggere velocissimamente quello che ha fatto la diocesi di Verona a proposito di chiesa in uscita, di cose assurde che accadono nella Verona rossa. Il sindaco del PD, sì, la Verona che era un gioiello e ora è governata dal sindaco di Tommasi, la sta rendendo uno schifo. Perché il centrodestra si è scannato, ecco perché è accaduto questo, ha considerato Verona, che era ma anche Vicenza là vicino, che era un gioiello, in mano a Possamai, un nome omen omen si direbbe, e la città del PD sta diventando una piccola Gotham City a immagine e somiglianza di Milano, perché tutto quello che accade a Verona si sta moltiplicando da quando la giunta è cambiata, e chissà perché, cari amici a casa. Vi leggo quello che ha fatto la diocesi insieme al comune.
Insomma, dopo aver danneggiato le vetrine di alcuni negozi, sto leggendo un articolo dell'Avvenire di oggi non firmato. Mi dispiace, noi ringraziamo sempre i colleghi di Piazza dei Carbonari a Milano, dove ha sede l'Avvenire. Piazza Carbonari, vabbè, chiedo venia, scusate, a volte i toponimi li sbaglio anch'io. Insomma, dopo aver danneggiato le vetrine di alcuni negozi all'interno della stazione Mussa di Arrà, 26 anni del Mali, si è scagliato con un coltello contro una pattuglia della polizia municipale che all'esterno stava rilevando un incidente stradale, cioè manco l'avevano fermato, stavano facendo tutt'altro. Pensate un po' il soggetto. I vigili urbani hanno avvertito i colleghi della polizia ferroviaria che 2 ore dopo, rivedendolo in zona, hanno cercato di bloccarlo. Sai come va in giro con questa nota di reazione con un coltello? Evitiamo, no? Per tutta risposta il giovane ha tentato di aggredire i poliziotti, uno dei quali ha esploso 3 colpi di pistola a rapida successione che ne hanno causato la morte. Salutata con un agghiacciante "non ci mancherà" del vice premier Matteo Salvini. Ecco, questo è l'Avvenire come e vado avanti, mi taccio, almeno lascio rispondere a voi a quello che questo signore ha scritto senza firmarsi, questo collega dell'Avvenire ha scritto. Si tratta di una tragedia che ha colpito la nostra città, ricorda l'assessore comunale delle politiche giovanili e le pari opportunità Jacopo Buffolo. Spiace vedere che di fronte a un evento così drammatico invece le istituzioni nazionali speculano su questa vicenda, perché non è compito della politica quello di sostituirsi alla giustizia. Però, caro Jacopo Buffolo, è compito della politica garantire la sicurezza dei cittadini. Mi piace che qua stanno intervistando chiunque tranne l'assessore alla sicurezza di Verona, ammesso che esista. Ieri sera centinaia di persone si sono radunate davanti alla stazione Porta Nuova nella manifestazione per ricordare Moussa Diarra. Se era morto il poliziotto non si sarebbe riunito nessuno. Finisco velocissimamente. Infine la diocesi di Verona ha deciso di spostare la preghiera dei giovani di venerdì con il vescovo Domenico Pompili. Anziché in cattedrale, l'incontro si terrà nella chiesa di Piazzale 25 aprile di fronte alla stazione. La diocesi insomma non riesce a darsi pace per la morte di questo giovane ragazzo. Io vorrei che la diocesi fosse sempre così e non solo quando muore certa gente di un certo colore. Poi non vi lamentate che la gente se ne scappa, la famosa chiesa in uscita. Pubblicità, torniamo subito. Spazio Più. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. E rieccoci in diretta con lo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti. Grazie per il calore che state dimostrando verso il nostro Mimo Magnetta, che oggi fa gli anni 67, è un ragazzino, ma insomma davvero ci metterei la firma per arrivarci come lui. D'altra parte del Chiano Legnoso il nostro mitico Lorenzo, che vi parla vostro sparacazzate preferito. A breve avremo un grandissimo ospite. Nel frattempo insomma ho deciso di concludere questo articolo non firmato dell'Avvenire di oggi, che parla di quello che è accaduto a Verona. Se qualcuno ha qualcosa da dire, 0292947222, diamo il diritto di replica 0292947222 anche alla diocesi di Verona, e parlo da umile cristiano. Io so che gli ultimi saranno i primi saranno gli ultimi. Io sono l'ultimo degli ultimi,
Tuttavia il giorno che mi becco una coltellata da viaggiatore vorrei avere anch'io la fiaccolata come ce l'ha avuto questo ragazzo, che evidentemente tanto seguito bene dalla Caritas o da chi lo seguiva non era, perché altrimenti Meppo mai avrebbe preso un coltello cercando prima di aggredire una pattuglia della polizia municipale e poi 3 signori che avevano la colpa di avere la divisa della polizia di Stato e di averlo fermato prima che magari accoltellasse un bambino, una vecchietta o magari un politico del PD di passaggio di là. Chi lo sa, il coltello, cari amici, non guarda il reddito o la posizione che ricopri nella società. Ndo coglio. Quello che è accaduto a Verona è gravissimo, nessuno chiama la forca, nessuno è giustizialista qua dentro, tuttavia mi sembra sconclusionato, ecco. Mi sembra esagerato questo comportamento, ma evidentemente sono io che non sono illuminato dalla fede a dovere. Tuttavia, se qualcuno della diocesi di Verona o del comune di Verona ha qualcosa da dire, vuole spiegare, vuole illuminare la mia mente bacata e ottusa, 029294 7222. Io da umile pirla quale sono, continuo a non capire e continuo a dare la mia solidarietà ai poliziotti, tutti e 3, perché vedersi puntare un coltello, anche se un tuo collega a fianco, penso che sia una cosa quello agghiacciante, e tutta la solidarietà a questo povero ragazzo che ora dovrà prendere 4-5 mila euro e pagarsi l'avvocato di tasca sua per dire che era innocente, per dire che ha reagito prima di pigliarsi lui una coltellata. Se questo è normale... Vabbè, se avesse preso la coltellata ci avrebbe pensato l'esimio professore che abbiamo in linea assolutamente. Allora, professore Costantino Eretta, Eretta, buongiorno e benvenuto fra noi qui a Radio Libertà. È vero che l'avrebbe curato lei a gratis questo poliziotto se fosse stato attinto dalle coltellate che questo Mariano, che sfortunatamente poi è morto? È un caso veramente drammatico che insomma alle cronache della ribalta. Non esiste che una persona che faccia il proprio lavoro in maniera seria rischia poi di essere aggredito da chi non è in regola nel nostro paese. Quindi veramente siamo al di fuori di ogni veramente lume della ragione. Sì. Ora il poliziotto comunque è indagato per eccesso di legittima difesa, così per dovere di cronaca, sempre dall'Avvenire di oggi, martedì 22 ottobre 2024. Allora presentiamo il professor Costantino Eretta, medico chirurgo con oltre 20 anni di esperienza. Abbiamo qua il suo curriculum, davvero ha fatto tra docenze e varie ricerche, davvero qualcosa, poi lo leggeremo, lo approfondiremo, ne parleremo insieme a lui. È direttore della struttura semplice di chirurgia linfatici presso l'ASL 5, ex vice sindaco di Sarzana, che è provincia di La Spezia se non erro, e poi lavora con dedizione e progresso per il progresso della nostra comunità. Allora, quindi parliamo di un medico, un grande medico, davvero una persona in gamba. E qua allora la prima domanda, professor Costantino Eretta, ma chi glielo fa fare da medico di candidarsi al Consiglio regionale della Liguria per la provincia, per rappresentare i cittadini della provincia di La Spezia? Chi glielo fa fare a un professionista come lei, insomma, di lasciare l'attività professionale per impegnarsi per il bene della comunità, della collettività, visto quello che è diventato? Allora, me lo chiedono in molti, devo essere sincero, però purtroppo quando lavori nell'ambito della sanità e vedi che le cose non funzionano più a dovere, allora una persona che ha criterio una domanda se la deve fare. Mi metto in gioco e lo faccio per tutti i miei cittadini e la comunità, anche dei pazienti che seguo tutti i giorni, perché comunque in sanità c'è bisogno di investimenti, ma c'è anche bisogno di competenze. Assolutamente. Poi un territorio meraviglioso come la provincia della Spezia se lo merita. Allora, carissimo professor Eretta, le devo fare un'altra domanda che mi obbliga a farla il PD e il servizio pubblico. È una domanda che va fatta a tutti i candidati in Liguria dopo il caso Orlando. Quante province ha la Liguria? Ha 4 province, 5 ASL. Probabilmente si è confuso col numero delle ASL. Ok, perché il candidato presidente della regione Liguria per il centro-sinistra, Orlando, ha affermato in un famoso audio che circola con estrema convinzione che la Liguria ha 5 province. Qualcuno dice che voleva annettere Nizza alla Liguria. Non sarebbe male, insomma, l'annessione di Nizza. Non sarebbe male. Ecco, gli ha preso una botta di destra, così dicono a Roma. Allora
purtroppo il servizio pubblico costringe anche chi il servizio pubblico non lo fa, almeno a livello economico, però lo fa davvero, perché questa radio, il professor Costantino Retta sicuramente lo sa meglio di noi, fa un servizio pubblico e sociale che purtroppo il servizio pubblico non fa, quello di dare voce ai cittadini, alle persone normali, anche a chi non è cittadino ma si trova nel nostro paese per realizzarsi onestamente. Esatto. Quindi ripeto, le province sono 4, abbiamo 5 ASL, le ASL nostre sono 5. Ce le puoi elencare le province? Magari ci dice anche qual è il capoluogo, perché vogliono l'estrema precisione. Mi è arrivato ora l'email dal comitato. Partiamo dal versante francese, quindi abbiamo Imperia, Savona, Genova e La Spezia. Il capoluogo è Genova. Perfetto, allora ci dicono che dal comitato del PD che lei è idoneo a essere candidato, quindi è già un'ottima notizia. Grazie, è importante questo, conoscere il territorio è importante. Poi oltretutto io sono di nascita savonese, vissuto a Genova e con esperienza lavorativa nello Spezzino, quindi diciamo che anche la sanità ligure la conosco, diciamo, almeno per i 3/4 molto bene. La sanità ligure è particolare perché parliamo di una delle regioni più anziane in Italia. Non so se la gioca con il Molise o addirittura è sopra il Molise come età media, e quindi avere persone anziane vuol dire avere una sanità molto più ingolfata. Noi paghiamo il doppio scotto, noi paghiamo sia gli anziani sia abbiamo poi i migranti stagionali, cioè i turisti che hanno preso la residenza nel nostro stupendo territorio e d'inverno si vanno a far curare in Lombardia, quindi così abbiamo anche una sorta di spesa per curare di fughe che poi magari non sono neanche fughe ma sono residenze estive e d'inverno tornano a farsi curare nelle proprie regioni, quindi chi abita per 6 mesi in Liguria e per gli altri 6 mesi in Lombardia o in Piemonte. Sì, che sono... Da tenere conto anche questo nel movimento delle fughe territoriali. Professore, il programma che appunto lei che cosa propone... le sta a cuore? Ecco, lei si candida perché ha un qualcosa a cuore, immagino sia la salute, oppure ha anche uno sguardo più ampio. Ma allora, essenzialmente io vorrei che tanto i cittadini liguri possano scegliere dove curarsi, quindi un cittadino che decide di farsi curare a Spezia o a Sarzana o piuttosto a Savona o a Imperia possa avere nel territorio di residenza le competenze specifiche, e purtroppo per questo occorre investire nella sanità pubblica. Oltretutto la sanità pubblica è l'unica a essere sempre presente, l'abbiamo visto anche con le pandemie, quindi quando i privati si ritirano per ovvi motivi il pubblico è sempre presente, garantisce sempre la presenza H24 tutti i giorni della settimana, 365 giorni l'anno. Quindi gli investimenti vanno fatti sul pubblico e consentire lo spostamento dei medici che vengano a lavorare in Liguria. Noi abbiamo un territorio meraviglioso. Tante volte mi è capitato, anche nella mia esperienza di lavorativa, di dire vabbè, vado a lavorare in un'altra regione. Prendo la macchina, passo il bracco, vedo il tempo orribile, la nebbia, la pioggia, dico ma chi me lo fa fare? Rimango nel mio splendido territorio. Certo. Perché la Liguria è un territorio su cui bisogna investire. Si può fare anche il turismo sanitario, si può anche importare una buona sanità, far venire i pazienti che possono anche curarsi e farsi un meraviglioso giro alle Cinque Terre. Sì, si potrebbe quasi fare la Florida del nord Italia, perché da quello che dice, per esperienza, insomma, ho parenti americani, molti, la famiglia è emigrata in massa negli Stati Uniti, parliamo degli inizi del Novecento, e chi è anziano negli Stati Uniti ama ritirarsi in Florida perché ha un clima, un mare meraviglioso. La Liguria non ha niente da invidiare alla Florida, giusto? Però la Florida è molto più ricca, ecco, però senza nulla togliere. Io devo consentire ai medici che vogliono lavorare in Liguria di trovare delle strutture dignitose, di trovare delle strutture dove si possa lavorare in armonia, dove si possa lavorare bene e dove finalmente i redditi anche per il personale medico e infermieristico siano adeguati a quelli delle altre regioni. Perché non è possibile che in Liguria un medico o un infermiere guadagni meno di un medico o un infermiere del Piemonte o della Toscana. Sì, assolutamente. Allora, qua veniamo alle domande cattive. Purtroppo io sono non pagato, noi siamo volontari, però sono quello che in questa radio fa le domande cattive. Le devo fare perché qualcuno le dovrà pur fare. E allora le voglio chiedere, insomma, la regione va al voto in maniera anticipata a seguito del caso
Toti. Il presidente della regione è stato costretto a dimettersi a causa di una misura cautelare abbastanza aggressiva che gli impediva addirittura di uscire di casa e che mirava proprio a farlo dimettere. Non si sa se sia una cosa legittima o meno, però in questo strano paese la magistratura può questo e altro. Allora io ora immagino che lei stia battendo il territorio palmo a palmo, sta ricevendo delle contestazioni, pensa che candidarsi dopo quello che è accaduto sia, insomma, di correre per il centrodestra dopo quello che è accaduto sia una partita impossibile, o insomma i cittadini hanno compreso quello che è accaduto? Ma i cittadini hanno compreso quello che è accaduto e, come avete anche detto voi, il caso Toti sembra più un caso della magistratura contro la politica piuttosto che non contro l'uomo. Pertanto non ho trovato, anzi ho trovato persone che mi hanno incoraggiato ad andare avanti, di cercare di portare le buone idee, una buona persona, una persona seria alla regione. Certo. E a proposito di questo, ha fatto molto scalpore che l'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermini, sia andato, guardate caso, dopo questa grave inchiesta che ha colpito il presidente della giunta regionale di centrodestra e l'imprenditore Spinelli per la gestione di alcune opere del porto, per cui insomma nonostante la regione non gestisca direttamente il porto si trovava coinvolto il presidente della regione, non si sa come, però ancora lo vorrei capire cosa poteva fare Toti, però come io da umile servo della vigna ancora non ci sono arrivato, però dopo la rimozione anche dell'amministratore delle società di Spinelli, questo signor Davide Ermini, dirigente del PD, si è ritrovato all'improvviso a capo della holding del signor Spinelli. Ecco, è una cosa un po' particolare che insomma allora, la sinistra che dice che noi siamo onesti, poi mette un proprio uomo a capo dell'agglomerato di imprese che ha cercato, secondo i giudici, di corrompere il presidente della regione Liguria. Sono io scemo o c'è qualcosa che non torna? Allora, a me mi sembra, insomma, quando uno dice mi porto avanti, non si sa mai, no? Quindi questo sembra un più mi porta avanti, non si sa mai, perché con quello che è successo, insomma, ci potrebbe anche stare un ribaltone politico. Poi può anche darsi che magari alla fine il candidato che è stato scelto dall'altra parte avversaria non sia una persona così gradita, amata dai liguri. Quindi, insomma, non vorrei che questa mossa fosse stata una mossa fatta troppo in anticipo, ecco. Sì. E un'altra cosa, si dice che dietro Orlando, ex ministro della giustizia, dirigentissimo della sinistra PD, insomma uomo che ha avuto un lungo corso sia a livello istituzionale che soprattutto a livello partitico, catapultato da Roma e Liguria, perché comunque è stato messo là per vincere, ci sia l'immarcescibile Burlando, uomo, possiamo dire padre e padrone della Liguria per almeno un decennio, se non di più. È vero quello che si dice o è tutta, insomma... Vabbè, possono essere benissimo strategie politiche, può anche darsi che invece possa essere un rinnovo da parte della Schlein nei confronti di chi ha amministrato il PD fino ad ora. Quindi probabilmente la verità magari sta nel mezzo. Certo. Professore, una domanda. Dunque, lei è stato vice sindaco di Sarzana appunto dal 2018 al 2022. Vogliamo raccontare alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quali sono state le sue opere concretizzate in quel di Sarzana? Così, vabbè, allora possiamo partire a ritroso. Innanzitutto, insieme all'amministrazione di cui ho fatto parte, abbiamo realizzato un parcheggio pubblico al di fronte dell'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, mentre invece prima della nostra amministrazione i parcheggi erano parcheggi a pagamento, quindi se andiamo proprio a vedere le cose più eclatanti. Certo. Poi io ero assessore ovviamente alla sanità locale e al sociale, quindi mi sono adoperato affinché gli assistenti sociali che lavorassero con me fossero il numero ideale, idoneo almeno per una città di 22.000 persone come quella di Sarzana. Quindi quando sono entrato avevo 3 assistenti sociali, alla fine del mio incarico erano 6 assistenti sociali con un ufficio casa. Abbiamo gestito oltretutto nei 2 anni centrali del mandato la pandemia, perché comunque mi sono trovato in mezzo alla pandemia che ha colpito ovviamente non solo Sarzana ma tutte le regioni limitrofe, quindi riuscendo nonostante tutto a contenere i danni e offrire un buon servizio di sorveglianza e di vigilanza alla cittadinanza tutta.
abbiamo erogato anche dei bandi a sostegno delle famiglie, tutte quelle forme che comunque in un momento di crisi economica importante, anche con l'aumento del caro bollette, insomma, siamo riusciti a fronteggiare senza obbligare, insomma, a scelte troppo difficoltose le famiglie, quindi se decidere se mangiare o se riscaldarsi. E qua in Italia siamo arrivati al punto anche che tante persone anziane che campano solo dalla pensione devono decidere se mangiare o curarsi. Tanti hanno cominciato a rinunciare appunto alle terapie perché non arrivano nemmeno a pagare quelle. Ad esempio avevo fatto un bando per le cure odontoiatriche per gli anziani, quindi un anziano che avesse necessità di cure odontoiatriche poteva ricevere un grosso risarcimento su queste, quindi anche quello è importante, no? Poter sostenere i nostri anziani, le nostre persone care anche nei momenti di difficoltà, se non perché ad esempio sostituire una protesi dentaria. Sì, a proposito di difficoltà abbiamo visto anche il suo impegno per le donne in difficoltà, le donne vittime di violenza. Lei ha più volte proposto e anche realizzato nel suo impegno come vice sindaco a Sarzana l'assegnazione di case popolari in via prioritaria alle donne vittime di violenza. Sapevo benissimo che... Esatto, questo è un atto di civiltà, perché una donna vittima di violenza che si trova a doversi allontanare dal proprio nucleo familiare potesse avere diritto quantomeno in una graduatoria organizzata da un ente pubblico di ricoprire le prime posizioni, questo affinché possa ripartire una vita nuova, perché una donna vittima di violenza si sentirà sempre vittima di violenza se lo Stato non l'aiuta. E poi ci è piaciuto molto questa sua idea, l'abbiamo vista dai suoi social, l'Eretta Van, ce ne può parlare di questo? È un'idea geniale. L'Eretta Van è un furgone essenzialmente guidato da una persona cara che è stato anche un mio paziente, a dire la verità, per girare per tutte le strade di Sarzana e di La Spezia, per portare in visione il fatto che noi siamo presenti sul territorio ma anche che ci candidiamo, perché non so se avete notato quanto se ne parli poco in televisione, soprattutto anche sul servizio nazionale, delle future imminenti votazioni in Liguria, quindi il modo migliore per sapere e far conoscere alla gente che ci sono le votazioni è quello di girare per le strade, quindi sfruttare anche le giornate di pioggia con un furgone che permette insomma sia di portare il materiale ma anche di farci vedere. E di ascoltare la gente, insomma. Ascolti, Esatto. una domanda, com'è la situazione adesso a livello, per esempio, ecco, io sono stato in vacanza alle Cinque Terre, ho girato parecchio alla Spezia e vedevo un discreto movimento di mezzi militari, di veicoli militari. Adesso con queste guerre in atto com'è? È sempre molto attivo come addestramento, come presenza delle... Tenga conto che noi abbiamo i migliori militari, soprattutto della Marina, ad esempio Combusing, abbiamo anche i sommergibilisti, abbiamo dei reparti strategici delle nostre forze armate che ritengo che siano i migliori in Italia, non vorrei dire in Italia soltanto perché è limitativo, ma anche nel mondo. Sì. Penso un po' anche all'ultimo incidente che c'è stato in merito alla nave affondata in Sicilia, ovviamente è partito un reparto dei Combusing per andare a recuperare questi famosi hard disk. Quindi io penso che noi abbiamo delle eccellenze che nel nostro territorio devono assolutamente essere valorizzate. Sì, ed eccellente e amate. Ed eccellente anche la città della Spezia, che ospita un arsenale, comunque che è una servitù militare molto molto ampia, questo va detto, non facile per tutte le città, eppure c'è questa simbiosi tra la città e i reparti della Marina Militare, dove anche la buonanima di mio zio ha fatto il militare, quindi ci sono centinaia di migliaia di italiani che sono passati dalla Spezia a servire la patria nella Marina per difendere anche i confini, cosa che ultimamente insomma abbiamo un ex ministro dell'interno nonché ministro delle infrastrutture e dei trasporti che si trova imputato addirittura per sequestro di persona per aver fatto quello che la Costituzione all'articolo 52, quello che centinaia di migliaia di giovani passando per la Spezia, tra cui mio zio, hanno fatto. Esattamente. Il professore, una domanda. Allora, lei appunto si candida per le regionali, ma nei confronti dei suoi colleghi medici o paramedici, lei ha avuto, penso, sicuramente prima un occhio d'attenzione e penso che dovrebbe, cioè, sicuramente lo metterà anche adesso, no?
Come vengono trattati medici, paramedici a livello abitativo in Liguria e in particolar modo nella sua zona? Cioè hanno, visto e considerato, lei lo diceva prima, dato che in Liguria comunque c'è anche parecchio turismo, ci sono case occupate appunto solo in certi periodi dell'anno, ecco, ma se uno viene a lavorare nel campo medico o anche nel campo militare, no? Come viene trattato a livello abitativo in Liguria, in particolar modo nella sua zona? Ma guarda, io sono stato uno per primi ad abitare fuori, perché ovviamente ho studiato e ho vissuto la maggior parte della mia vita a Genova fino agli ultimi 15 anni che mi trovo a lavorare in questo meraviglioso territorio. Apposta glielo chiedo, visto che lei l'ha assaggiato già con mano, proprio per questo motivo. Ho molti colleghi che si fermano qua e vengono con piacere e scoprono poi l'amore per questo territorio, perché questo è un territorio che ti offre mare, montagna, escursioni, giti in bici, un entroterra meraviglioso, il rafting nel fiume, quindi veramente un territorio che ti offre qualsiasi genere di opportunità. Si può abitare al mare come si può abitare in collina. I costi fondamentalmente non sono quelli che incidono poi alla fine, ma la qualità di vita. Io penso che sia anche una scelta di qualità di vita. Io avrei potuto lavorare in Lombardia, penso anche il giorno dopo. Io poi mi occupo ovviamente di una patologia molto particolare, però come vi ho detto, scollinando il clima e la vita che si fa in Liguria di certo non la si fa in Lombardia o in Piemonte, senza nulla togliere alle strutture che hanno, alla disponibilità delle persone, ai guadagni economici, però qui abbiamo un clima meraviglioso, quindi è indiscutibile un'occasione di venire a lavorare in Liguria. Ed è che tanti miei colleghi rientrino a lavorare in Liguria. Ed è una provincia, la Spezia, poi sì, davvero incredibile, perché unisce la montagna. Se uno prende la Parma alla Spezia o si inoltra nei vari passi, ci sono paesini della Liguria che sono aggrappati all'Appennino, dove non si capisce dove finisce la Toscana e inizia la Liguria, e poi si arriva velocemente al mare. È un territorio davvero che a livello orografico è complicatissimo e anche penso da abitare, perché abitare sull'Appennino non è affatto facile, quindi lei si candida a rappresentare anche quelle persone là che vivono in una situazione molto particolare. Allora, per i piccoli centri, per le persone che hanno la fortuna, però anche come posso dire, la fatica di abitare in questi centri piccoli e aggrappati all'Appennino, cosa si propone di fare? Ma allora, assolutamente quello che insomma io ritengo. Io penso che comunque chi decida si riesca. Io pensavo anche magari a fare anche dei concorsi su area vasta, quindi per poter consentire a dei colleghi di rientrare. Eventualmente si può anche pensare anche a dei contributi abitativi per chi vuole rientrare in Liguria e decidere di fare la sede della propria attività. Quindi potrebbe essere anche una nuova idea di immaginare la sanità, e soprattutto poi anche di portare la qualità di sanità, come abbiamo detto prima, anche nell'entroterra, nel piccolo paese, perché a Liguria vale la pena di essere vissuta. Certo. Da nord a sud veramente a Liguria, anche se viene da ridere dire nord a sud, perché alla fine è una regione che si limita in 30 chilometri, quindi per passare da una parte all'altra, e il confronto insomma all'estensione che ha la Liguria, questo ci deve far pensare quanto bella sia il nostro territorio, quindi ne valga veramente la pena. Ecco, forse proprio il limite del territorio anche per la sanità, una sanità spesso condizionata dal traffico, dalle strade, dalle autostrade, e purtroppo non sempre ci aiutano. È per questo che va rimodulata una sanità a misura di persona, a misura d'uomo, alla sanità veramente di prossimità. Professor Costantino Rettere, devo fare l'ultima domanda perché il tempo è tiranno, però la domanda più importante e anche più sensibile. Da medico e da uomo, un dirigente del Movimento 5 Stelle ha detto: non votate Bucci perché è malato e non può governare. Al di là delle malattie che purtroppo le persone hanno, e sono tante, uno può avere il diabete, può soffrire di cefalee, purtroppo può essere malato a sua insaputa, purtroppo ne sono tantissimi italiani che non fanno prevenzione, soprattutto noi maschietti soffriamo di questa cosa qua. Ecco, le volevo chiedere, lei come commenta da medico e da uomo le esternazioni di questo dirigente del Movimento 5 Stelle? Davvero una persona presunta malata non può governare? Penso questo, che allora, se veramente le condizioni di salute del candidato presidente Bucci fossero così drammatiche, io non penso che un uomo con pochi anni e pochi mesi di vita scelga, soprattutto un appassionato di barca, della vita vera,
pensa di voler dedicare gli ultimi mesi o anni della sua vita in una campagna elettorale, perché veramente non avrebbe senso. E sicuramente le rassicurazioni che ha avuto dai medici saranno state comunque rassicurazioni importanti sulle sue condizioni assolutamente del candidato. Ma poi anche fosse stato questo, una persona che comunque avrebbe deciso di dedicare l'ultima parte della sua vita alla sua città, chapeau, tanto di cappello. Certo. Assolutamente. Allora, purtroppo il tempo è tiranno, però noi vogliamo ringraziare il professor Costantino Letta per essere stato questa mezz'ora con noi e per aver voluto, nonostante i suoi svariati impegni professionali, le sue tantissime capacità, lasciare un attimo per impegnarsi per la collettività, per insomma prima gli altri, ed è una cosa meravigliosa. Ora noi facciamo i nostri migliori auguri per questa campagna elettorale, però è davvero bello mettere la cosa pubblica davanti anche alle aspirazioni personali, quindi tanto di cappello, le auguriamo davvero ogni bene. Le elezioni si avvicinano giorno dopo giorno, quindi noi siamo in chiusura. Se lei vorrà potrà essere ancora nostro ospite. Molto volentieri, molto volentieri. Vabbè, noi provvederemo a pubblicare questa nostra chiacchierata su Facebook, sui vari mezzi per renderla. Perciò se vuole poi ne può fare uso. Benissimo, vi ringrazio, gentilissimo. Grazie ancora professore Letta per essere stato qua con noi, candidato per la Lega Salvini Premier nella circoscrizione della provincia di La Spezia per le regionali in Liguria, quindi al Consiglio regionale in questo caso. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie tantissimo Lorenzo, che stiamo sforando come al solito alla grande. Il tempo è tiranno, restate sempre qua su Radio Libertà. Grazie per essere stati qua con noi nello spazio PIU Professionisti Imprenditori Uniti. Buon ascolto sulle frequenze di Radio Libertà. Ciao!